La consulta con molta autorevolezza per la seconda volta si è espressa decidendo ovviamente l'inammissibilità del referendum e quindi si mette una pietra tombale sul grande dibattito del referendum contro la legge Calderoli, quindi contro sostanzialmente l'autonomia, e si inizia a lavorare con serenità e io spero anche con la possibilità di dialogare con l'opposizione. Beh, abbiamo difeso fino in fondo l'autonomia e anche abbiamo portato le nostre ragioni. Abbiamo portato nella prima fase a dicembre nel ricorso delle 4 regioni contro la legge Calderoli e l'abbiamo portata da soli, eravamo l'unica regione presente, anche ieri in sede di Corte Costituzionale difendendo le ragioni dell'autonomia e quindi sostenendo il no al referendum. Beh, si continua a lavorare, io spero che si arrivi quanto prima alla definizione delle prime funzioni nella materia della protezione civile, perché questo ci permetterà di comunicare in maniera concreta ai cittadini e di dimostrare che molte delle cose che si dicono sull'autonomia sono fake news, sono cose che non stanno in piedi, sono pure invenzioni, quindi non è la secessione dei ricchi, non è minare l'unità nazionale, ma è migliorare la vita dei cittadini. Il Veneto si candida ad essere laboratorio non per presunzione ma perché per anni abbiamo studiato e abbiamo investito il nostro tempo con accademici, con esperti per parlare di autonomia e siamo convinti veramente che quello che esce dal Veneto possa assolutamente essere applicabile a qualsiasi regione italiana. Ma io spero che dopo questa sentenza ci sia un percorso di serenità, di dialogo anche con i nostri oppositori, perché l'autonomia è l'autonomia di tutti e non solo di qualcuno. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un urban superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.